Non ce l'ha fatta la 14enne colpita mercoledì mattina da un malore improvviso mentre si trovava al liceo di Scienze Umane Duca d'Aosta di Padova. Le sue condizioni erano da subito apparse gravissime. Dopo meno di 24 ore dal ricovero, il decesso. Sotto shock familiari, amici, compagni di classe. A determinarne la morte, un infarto che non le ha lasciato scampo. Purtroppo sono cose che accadono raramente ma non eccezionalmente. Alcune volte sono intercettabili prima da uno screening della popolazione, come si fa nei ragazzi che fanno sport. Credo che un messaggio importante che possa venire da quanto è successo oggi sia che deve essere sempre più diffusa una cultura della rianimazione, una cultura che è assolutamente alla portata di molti di noi, direi di tutti, e che prevede pochissime cose, ma che prevede di fronte a un arresto cardiaco quello di chiamare il 118, di iniziare un massaggio cardiaco e di avere a disposizione, soprattutto negli ambienti pubblici, un defibrillatore che può veramente salvare la vita.